Certo, siamo arrivati alla fine di questa giornata, una giornata stupenda dal punto di vista meteorologico, ma anche stupenda dai contenuti. Veramente le DOCG di tutto lo stivale si sono ritrovate qui. Prima di tutto vi voglio raccontare che qui avevamo oggi in banchi d'assaggio in degustazione oltre 220 aziende, che per noi è stato un record. Anche una grande, penso, Impegno, ma la delegazione di Padova con l'aiuto di Ice Venue ci è sempre vicino, e quindi soprattutto perché ci sono dei produttori come il signor Paolo, che è uno di 220, che ci è vicino a noi della delegazione, e quindi un ringraziamento va ancora a lui perché è sempre presente, ma un ringraziamento va anche a Mauro Carosso e Bruno Piccioni, che hanno tenuto due grandi, veramente importanti degustazioni. Grazie alle degustazioni possiamo avvicinare e fare quel ruolo appunto dell'AIS di divulgatore. L'AIS è una grandissima associazione che opera non solo in Veneto ma in tutto nell'ambito nazionale. Noi cerchiamo con i nostri eventi, con le nostre manifestazioni di portare soci a noi, perché naturalmente i soci che sono iscritti all'Associazione Italiana Sommelier si distinguono dappertutto. Il nostro intento è quello di fare manifestazioni di qualità soprattutto per divulgare la cultura del vino. Oggi siamo partiti dai formaggi, no? Formaggi e vino, che io credo che non ci sia migliore abbinamento. Un formaggio senza vino è la cosa più triste che ci sia. In pratica ogni formaggio richiede un vino adatto, però ci deve essere. E soprattutto questo vino, quando si degusta questo formaggio, quando si apprezza, è proprio il matrimonio perfetto. Meglio di così non si può fare. E poi siamo passati a un'altra degustazione che ha riguardato un ambito più territoriale specifico. Sì, abbiamo voluto scegliere 3 BA del Piemonte: Barolo, Barbaresco e Barbera, ma detto in ordine non diciamo alfabetico ed di importanza. Quindi 2 importanti Baroli, 2 Barbaresco e 2 Barbere che abbiamo degustato insieme. Ho cercato di spiegare agli amici del Veneto, insomma, sì, è bello questo gemellaggio. Sì, no? Anche perché come dire, è difficile far amare un vino come il Barolo, certamente un vino famoso e anche apprezzato più a volte, come dire, a livello teorico che pratico, ma certamente è un vino che quando lo si apprezza e lo si impara a conoscere dà grandi emozioni. Questo vale per il Barolo, per il Barbaresco, anche per la Barbera, quindi questo gemellaggio piemontese ha funzionato. Sì. Quindi questo è il bello di questa manifestazione, la DOCG, che unisce appunto tutti questi territori d'Italia, qui a Padova, qui all'Abbazia di Praia. Infatti noi l'abbiamo intitolata La passione che unisce l'Italia, le eccellenze italiane nel mondo, e lo siamo veramente. Se mi permetti, io vorrei ringraziare il lavoro che hanno fatto tutti i sommelier oggi per questa manifestazione. Erano tanti veramente. È una 70ina di sommelier preparati che hanno lavorato, di questo voglio ringraziare, hanno lavorato tutta la settimana per far fronte a questa manifestazione. Grazie ancora a loro, il mio ringraziamento va a loro che sono stati presenti oggi tutta la settimana. Appuntamento al 2020, perché adesso DOCG Wine Experience è biennale, quindi ci ritroviamo qui nel 2020, la prima domenica di maggio del 2020. Bene, quindi mi raccomando, segnatevi sulle vostre agende 2020 Wine Experience a Padova.